e le viene sfora proprio in questi giorni un bellissimo libro di Camillo Pavan che si chiama Raici. Del titolo di un libro americano, Radici, che è Raici e gli nostrani, e noi altri sono proprio lieti di poterlo presentare, perché sicuramente in questo libro viene veramente una storia, e sono sicuro che quello che l'ha scritto qua dentro l'ha scritto con molto competenza e molto sentimento, per aver conosciuto Camillo in altri i suoi lavori che tutto sommato, se posso dire la mia opinione, i val 100 volte quel chi par, nel senso che dentro gli ha tanta di quella roba, gli è talmente fatti bene che gli è perfino commoventi, nel senso che si vede veramente la passione delle persone, e quando che un fa bene a un mestiere li fa bene tutti, è una questione. Comunque cominciamo a parlare di Raici. Come mai te lo veniste in mente, Camillo, di fare sto volume? Beh, devo parlare in dialetto in italiano? Sì, qua sono bilingui. Mi sono figlio dei contadini, e quindi ovviamente contadini di Sant'Angelo, Treviso. Purtroppo il dialetto adesso mi viene più spontaneo parlare in italiano, ma è persa anche questa. Non parliamo di mio figlio che parla completamente in italiano. Ma recupero con te. Sì. Allora, io ho voluto proprio mettere il nome tipico con cui è chiamato a Sant'Angelo, non ad esempio a Dosson, il radicchio rosso, viene chiamato Raici. È un termine arcaico, diciamo, che è desueto. Oppure, I raici? No, ma normalmente viene chiamato radici. Io ho chiesto a tutti quanti quando andavo a intervistarli, chiamate radici o raici? Ecco, la maggioranza mi diceva si chiama radici in dialetto, perché secondo me dipende questo fatto dall'influenza veneziana, del dialetto veneziano. Soprattutto da Dosson c'era un forte commercio con Venezia del radicchio, andavano a portarlo proprio, io ho anche scritto lì nel libro, partivano di notte e andavano a portarlo a Rialto, e quindi diciamo che è stato il primo grosso mercato, più che Treviso secondo me è stato Rialto, è stato Venezia, e quindi c'è stata questa influenza che ha addolcito il termine che invece originariamente era Raici, almeno a Sant'Angelo e a Consio. Fu una rapida storia di sto, perché qua nel Veneto lei mi pensa la patria tra radicchio, cicorie e insalata. Questa è una cicoria, no? Sì, cicoria. È una cicoria abbastanza recente. Allora, contiene un momentino, Camillo, ti che sa, questa ricerca, questa cicoria non ha tanti anni, no? Sì. È il Raicio rosso spadone, quel che non si deve vedere adesso. In effetti sono stato colpito anche a me, perché pensavo fosse molto più vecchio questa pianta, anche perché avevo letto dei libri di un dottore agronomo, Bianchedi, che diceva che già al XVI secolo c'era questa coltivazione. In realtà, guardando poi i documenti anche d'archivio proprio del monastero di San Nicolò, che aveva a Dosson dei terreni, e ho visto che non era mai nominato questo radicchio rosso di Treviso, e neanche nel secolo scorso, all'inizio del secolo scorso, in occasione del catasto austriaco nel 1828, ho visto proprio a Dosson, hanno chiesto cosa si coltiva come orticoltura, la risposta era niente. Non so se tu abbia avuto occasione di vedere. L'ho letto da te. E le prime testimonianze invece che ho avuto l'occasione di vedere, storicamente provate, risalgono al 1860-1861. E dall'epoca comunque già nel 1870 abbiamo visto che c'era una diffusione notevole. Scriveva un giornale del Comizio Agrario di Treviso che era conosciuto ormai in tutta Italia, quindi in 10 anni c'è stato un rapidissimo sviluppo, un boom. Secondo me è stato molto favorito questo boom, anche della presenza che era nuovissima di un nuovo mezzo appunto di comunicazione, che era la ferrovia, perché non era molto tempo, non a caso la zona di produzione è Dosson, che appunto vicino al terraglio, e vicino anche alla stazione di Preganziolta, dove veniva portato ai mercati di tutta Italia del nord. Penso che questo sia molto importante, perché il mezzo di comunicazione. Allora torniamo al discorso radicchio, perché diciamo che intanto avevo un ospite nuovo qua che vorrei presentarvi, è Giancarlo Pasin, che è un personaggio importantissimo e noto in Dosson e in tutto il Veneto, perché ha anche un ristorante famoso. Però sì, insomma, famoso, si fa il possibile. Con il quale avevamo fatto un po' dei lavori per far vedere come si può fare il radici. Mi vorrei fare vedere uno adesso fra poco, ma vorrei parlare ancora un attimino di questa cicoria nostrana, che finendo di contare la storia, perché avevo appena cominciato, mi pare. Dal 1860
Sì, la storia dopo praticamente che ha avuto un impulso notevole con le mostre del radicchio che sono state istituite per la prima volta nel 1900, il 20 dicembre del 1900, da Giuseppe Benzi, a cui è anche dedicata una strada, fra l'altro qui per andare a San Giuseppe, l'ex strada del Puareto, così chiamata. E questo Giuseppe Benzi era un agronomo proprio che capì l'importanza di questo prodotto e volle valorizzarlo, istituendo questa mostra sotto la loggia dei 300. Una mostra che ormai ha raggiunto appunto 92 anni di età e 86 edizioni, compreso quest'anno. Infatti mi sono un po' stupito che gli organizzatori quest'anno abbiano messo il numero 48, perché penso che siano partiti dopo la guerra ultima, perché in effetti si è fermata durante la seconda guerra mondiale e 5 anni è rimasta ferma anche in occasione della prima guerra mondiale. Ma però c'è sempre stata una continuità storica di questa mostra, quindi come il Giro d'Italia è la 75esima edizione perché è stata interrotta durante, penso sia giusto anche la mostra di Treviso iniziare a dare il numero esatto. Giusto e conveniente anche, perché insomma, esperienza è esperienza. Perché il prossimo anno, cioè, è l'87esima mostra. No, volevo dire appunto a sto fatto, restando anni molto più recenti, che purtroppo quest'anno, proprio a proposito di Cali, il radicchio non valeva proprio niente, diciamo, al produttore, e questo è un grave problema. Io penso che i produttori quest'anno si siano messi le mani nei capelli, prima perché non valeva niente, dopo perché improvvisamente è arrivato il ghiaccio e molti l'hanno lasciato in mezzo al campo, lì è ancora da tirare giù. E qui sarebbero molte le cause da analizzare, alcune anche di gestione proprio della produzione, dell'organizzazione che non è programmata la produzione. Il mercato del radicchio è un mercato potenzialmente vastissimo, ricchissimo, non dovrebbe risentire la crisi assolutamente, a differenza di altri prodotti dell'agricoltura che adesso con la politica agraria comunitaria, non so. Il radicchio è un prodotto che potrebbe avere un mercato molto ampio e non dovrebbe assolutamente risentire di questa crisi dei prezzi. Quest'anno invece valeva circa metà dello scorso anno. E magari sono motivi, I motivi è che indubbiamente c'è stata una maggiore produzione rispetto a... E anche una concorrenza maggiore. Sappiamo che Raici Treviso gli è fatta in Bulgaria, gli è fatta in Romania ormai, sì, e chi comincerà a arrivare sul mercato in una certa maniera. Forse ognuno invece che fare ormai non si può più fare la produzione e affidare a chi altri la vendita proprio. Bisogna che qualcuno si occupi di prodotti di qualità dall'inizio alla fine, ma queste sono le idee personali.